Inaugurato il nuovo reparto di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale di Dolo. Complanare al reparto di ortopedia servirà ai 271.000 abitanti del distretto di Mirano Dolo, rimanendo comunque a disposizione dei residenti di tutta l'ULSS Tre Serenissima. Ci sono due aspetti importanti. Uno è andare incontro ai bisogni dei cittadini e questo è la cosa principale. Il secondo aspetto importante è la fine di un'era, di un'epoca per quanto riguarda l'ospedale di Dolo, che è stato uno degli ospedali Covid, individuato come tale dalla Regione giustamente in quel periodo come baluardo per la lotta al Covid e che però adesso deve ritornare alla normalità. L'uomo è una piccola grande conquista perché a oltre 30 anni dalla chiusura del vecchio ospedale al mare di Venezia, l'ULSS 3 torna ad avere 10 posti letto di riabilitazione intensiva a gestione pubblica diretta. La nuova unità operativa ospedaliera di Dolo è centrale nella riorganizzazione e nel potenziamento di tutte le attività riabilitative che, secondo le indicazioni della Regione Veneto, vanno costruite come rete. La programmazione regionale oggi vede sicuramente interventi su quella che è la parte legata alle strutture, l'adeguamento, il rifacimento, i cosiddetti muri, ma questo nell'ottica di ammodernare sempre più le strutture, di renderle più efficienti, più vivibili. Poi l'altro tassello che è quello delle attrezzature, delle tecnologie in continuo rinnovamento e poi il capitale umano che è sicuramente quello principale. Il nuovo reparto accompagnerà persone di ogni età con disabilità transitorie o permanenti verso il massimo livello di autonomia, integrazione sociale e qualità di vita consentiti dalla malattia, in base ad un progetto riabilitativo individuale e personalizzato. È una risposta all'intera USL, oltre ad un territorio che chiede di essere curato qui per non solo la competenza ma anche quell'umanità e quella passione professionale che Dolo ha sempre garantito. I cantieri stanno andando avanti, il secondo stralcio che riguarda le terapie intensive sopra il pronto soccorso sta andando avanti e via via andremo a mettere a terra tutti quei soldi che la Regione e il PNRR ci hanno dato da investire. Noi riteniamo che questa sia un'occasione storica per la Riviera del Brenta.